Ciao a tutti, io sono Gino e sono un membro della sezione radioastronomia dell'Unione Astrofili Napoletani. Allora, vi voglio un po' raccontare le nostre attività, però per farlo occorre prima chiarire che cos'è la radioastronomia. Diciamo che la radioastronomia e l'astronomia ottica hanno molto in comune, perché entrambe consentono di osservare l'universo utilizzando particolari radiazioni, diciamo radiazioni elettromagnetiche, però mentre l'astronomia ottica utilizza la luce visibile, la radioastronomia utilizza le onde radio. Luce visibile e onde radio sembrano qualcosa di molto diverso, ma in realtà hanno molto in comune perché sono entrambe radiazioni elettromagnetiche. Quello che cambia è la frequenza, cioè il numero di oscillazioni al secondo che compiono i campi elettromagnetici. Nel caso della luce visibile siamo nell'ordine delle centinaia di terahertz, praticamente centinaia di migliaia di miliardi di oscillazioni al secondo. Nel caso invece delle onde radio siamo nell'ordine del campo dei megahertz, quindi milioni di oscillazioni al secondo, oppure nel campo dei gigahertz, miliardi di oscillazioni al secondo. In quest'ultimo caso, quando le frequenze sono dell'ordine dei gigahertz, parliamo di microonde e si dice che si fa radioastronomia a microonde. Osservare l'universo a frequenze diverse equivale un po' ad indossare occhiali diversi che ci fanno scorgere particolari diversi. Quindi la radioastronomia può essere molto interessante perché ci fa scorgere dei particolari, otteniamo delle immagini, o meglio delle radiomappe, che ci fanno scorgere dei particolari che con la luce visibile non potremmo vedere. E quindi radioastronomia e astronomia ottica possono essere complementari. A titolo di esempio osserviamo questa immagine. Questa è un'immagine ottica ottenuta nell'ottico, cioè con la luce visibile, che mostra la radiogalassia Cygnus A. Che significa radiogalassia? C'è una galassia che però ha forti emissioni radio, quindi una forte radiosorgente, e precisamente Cygnus A è una radiogalassia che si trova a circa 700 milioni di anni luce da noi nell'omonima costellazione. Come dicevo, questa è un'immagine ottenuta con la luce visibile. Andiamo a vedere come cambia l'immagine, cioè che cosa otteniamo se noi andiamo a osservare questa radiogalassia non più con la luce visibile, ma con i raggi X, che sono ancora un altro tipo di radiazioni elettromagnetiche. Questa volta hanno una frequenza ancora più elevata della luce visibile, quindi è come se mettessimo un paio di occhiali ancora diverso, e quindi otteniamo un'altra immagine. Infine andiamo a vedere che cosa osserviamo se noi, invece di utilizzare i raggi X o la luce visibile, osserviamo questa galassia con le onde radio. Precisamente questa è un'immagine ottenuta a 5 GHz. 5 GHz, come possiamo vedere, di volta in volta cambia ciò che osserviamo, e quindi è come se ogni volta indossassimo un paio di occhiali diversi per osservare lo stesso oggetto. Benissimo, adesso che abbiamo chiarito in che cosa consiste la radioastronomia, diciamo che uno dei campi di osservazione più importanti è proprio la radioastronomia a microonde. La radioastronomia a microonde è quella praticata dai maggiori osservatori astronomici, dai radiotelescopi più importanti, perché ci sono molte radiosorgenti che emettono appunto nel campo delle microonde, quindi a frequenze di gigahertz. Qui potete leggere un elenco di radiosorgenti, quelle che più facilmente possono essere ricevute anche con mezzi amatoriali, quindi chiunque anche con mezzi amatoriali può tentare di fare radioastronomia a microonde. Il problema è che comunque anche a livello amatoriale la radioastronomia a microonde può essere un po' impegnativa, sia per ragioni di spazio, ma anche proprio per ragioni di organizzazione. Diciamo che la radioastronomia a microonde richiede prima di tutto un paraboloide che abbia un diametro di almeno 2 metri, altrimenti non si riesce a ricevere granché. E poi c'è bisogno del sistema di inseguimento, cioè praticamente l'analogo delle montature dei telescopi, cioè un sistema che faccia in modo che il paraboloide insegua la radiosorgente man mano che essa si sposti in cielo. Per capire, l'antenna deve puntare sempre verso la radiosorgente, poiché vuoi per il moto della Terra, vuoi anche a volte alcune radiosorgenti comunque nel tempo si possono spostare in cielo, si possono muovere, occorre appunto che l'antenna sia sempre puntata presso di essa. Quindi può essere un po' impegnativo praticare radioastronomia a microonde. Questa è la ragione per cui la nostra sezione, per mancanza di spazio soprattutto, non si è occupata di radioastronomia a microonde.
I due campi di ricerca di cui si è occupata la sezione radioastronomia dell'Unione Astrofili Napoletani sono il meteoscattering e il progetto Radio Giove o progetto Radio Giove. Per esempio, per il meteoscattering le nostre prime osservazioni hanno avuto luogo la sera del 3 gennaio 2013 in occasione dello sciame meteorico delle Quadrantidi e diciamo è stata una serata davvero indimenticabile, emozionante perché era la prima volta e qui insomma state vedendo alcune immagini proprio di quella sera. Più di 15 soci parteciparono, insomma è stato davvero molto emozionante. Benissimo, cominciamo allora a parlare del meteoscattering. In che cosa consiste il meteoscattering? È un particolare fenomeno che consiste in questo. Quando una meteora attraversa l'atmosfera, essa produce una scia di gas fortemente ionizzato, una scia di plasma. Queste scie di plasma hanno la caratteristica di riflettere alcuni segnali radio, cioè di riflettere i segnali radio che hanno particolari frequenze. Per la verità, più che di riflettere, dobbiamo parlare di diffondere. Non si tratta di una riflessione, ma di una diffusione, cioè una riflessione che avviene in tutte le direzioni. Per capire la differenza facciamo un paragone con ciò che accade in ottica. La riflessione è quella operata dalle superfici metalliche, le quali appaiono illuminate soltanto quando le guardiamo dall'angolazione giusta, perché riflettono in una sola direzione. La diffusione invece è quella operata dalle pareti bianche, le quali ci appaiono illuminate da qualunque angolazione noi le andiamo a guardare, proprio perché diffondono la luce, cioè la riflettono in tutte le direzioni. Quindi dicevo, le scie di gas ionizzato prodotte dalle meteore hanno la caratteristica di diffondere i segnali radio, precisamente diffondono i segnali radio con frequenza compresa tra 40 e 150 MHz, un po' più, diciamo, soprattutto tra 40 e 70 MHz, però, dicevo, possiamo arrivare fino a 150 MHz. Quindi se noi abbiamo una sorgente di segnali radio e c'è una scia di gas ionizzato prodotto da una meteora, noi possiamo riceverne l'eco, cioè il segnale riflesso o meglio diffuso. Ma ci occorre una sorgente. Abbiamo una particolare sorgente che ci permetta di ricevere il segnale diffuso? Sì. In Francia esiste un particolare radar, in italiano lo possiamo pronunciare Graves, la pronuncia reale è Gravé, è un radar di origine militare. Questo radar trasmette una potente portante a 143,050 MHz e illumina, tra virgolette, il cielo del sud della Francia. Osserviamo adesso questa figura. In essa, appunto, vediamo la zona semicircolare illuminata dal radar Graves. Il radar Graves si irradia nei 180 gradi sud, irradia a sud con un angolo di 180 gradi e quindi in questa figura osserviamo la zona semicircolare illuminata. Come potete vedere è questa zona che in figura ci appare un po' più chiara. Vediamo un'altra zona chiara, a parte la zona semicircolare che è quella illuminata, che è quella realmente che vogliamo indicare, che è la zona illuminata dal radar Gravé. Noi vediamo un'altra piccola zona chiara, ma è semplicemente una zona mostrata nel disegno perché il disegno è riferito a una stazione ricevente che si trova in Inghilterra, quindi possiamo ignorare quest'altra zona chiara, guardiamo soltanto la zona semicircolare che appunto esprime la porzione di cielo illuminata dal radar Gravé, che come si vede appunto irradia nei 180 gradi sud. Perfetto. In quest'altra figura invece possiamo osservare il modo in cui il radar Gravé illumina il cielo, nel senso che il radar Gravé spara questa portante con un'elevazione compresa tra 15 e 40 gradi, quindi abbiamo un angolo a sud di 180 gradi, l'angolo di elevazione con cui diciamo la portante, il segnale del radar Gravé spazza il cielo, diciamo è compreso quest'angolo di elevazione tra 15 e 40 gradi. Benissimo. E allora che cosa succede? Ogni volta che transita una meteora,
la scia prodotta dalla meteora, la scia di gas ionizzato, diffonderà il segnale del radar Gravé e anche una stazione radio presente in Italia sarà in grado di riceverne l'eco. Quindi noi a ogni passaggio di meteora potremmo ricevere l'eco del radar Gravé. In che modo si può ricevere l'eco del radar Gravé? Ci sono due modi. Allora, o utilizziamo un ricevitore convenzionale sintonizzato in SSB a una frequenza molto vicina ai 143,050 MHz, che è la frequenza del radar Gravé. Precisamente ci dobbiamo mettere per esempio a 143,051 in LSB o a 143,049 in USB, quindi con un kHz di differenza. Che succede? Ogni volta che si transita una meteora che genera una scia di gas ionizzato, e quindi ogni volta che noi riceviamo un eco, con il ricevitore sintonizzato in SSB noi riceviamo un sibilo, noi ascoltiamo un sibilo che ha la frequenza di 1 kHz per la caratteristica della demodulazione in SSB. Se la frequenza di sintonia differisce di 1 kHz rispetto alla frequenza della portante che riceviamo, ascoltiamo un sibilo della frequenza di 1 kHz. E quindi noi a ogni sibilo che ascoltiamo vuol dire che abbiamo ricevuto un eco, e quindi vuol dire che è transitata una meteora. In questo modo noi possiamo contare, possiamo monitorare il flusso meteorico. C'è un secondo sistema, che è quello di adoperare invece un ricevitore SDR. Un ricevitore SDR è praticamente un ricevitore che ha la caratteristica di far funzionare il computer da radio, nel senso che il ricevitore SDR funziona in questo modo. Si collega l'antenna a un ingresso del ricevitore SDR, il ricevitore che tipicamente è una chiavetta oppure una scatoletta, il ricevitore campiona il segnale radio trasformandolo in un flusso di dati che viene inviato al computer tramite porta USB. Il computer elabora questo flusso di dati e tutte le operazioni tipiche della ricezione, che nei ricevitori tradizionali vengono effettuate dai circuiti elettrici, quindi per esempio la demodulazione eccetera, invece queste operazioni con un ricevitore SDR vengono effettuate via software. Il computer elabora i dati ricevuti dalla porta USB, appunto è in grado di demodulare il segnale. I ricevitori SDR poi hanno la caratteristica che con particolari software che appunto vengono lanciati sul computer, vengono fatti eseguire dal computer, possiamo osservare lo spettrogramma. Con questi software possiamo osservare lo spettrogramma del segnale ricevuto. Allora che succede? Anche qua, se noi ci sintonizziamo con un ricevitore SDR, esaminiamo un intervallo di frequenze che include i 143,050 MHz, che è la frequenza del radar Gravé, noi appunto osserviamo uno spettrogramma in questo intervallo di frequenze, e ogni volta che riceviamo un ping, cioè ogni volta che riceviamo un eco dal radar Gravé, osserviamo appunto sullo spettrogramma ci appare un puntino colorato che evidenzia un segnale che abbiamo ricevuto, quindi un segnale che ha una certa intensità, perché gli spettrogrammi funzionano in questo modo. L'intensità del segnale ricevuto viene indicata con un diverso colore, quindi quando noi vediamo un puntino che ha un colore diverso rispetto allo sfondo, significa che abbiamo ricevuto un segnale di una certa intensità. Quindi praticamente ad ogni eco noi vedremo un puntino corrispondente, ad ogni eco ricevuto, ad ogni segnale ricevuto, noi vedremo un puntino che si muove nello spettrogramma. Quindi praticamente questo è un secondo modo per monitorare il flusso meteorico. Bene, nel video che segue osserviamo proprio un eco ricevuto il 13 agosto del 2015 durante lo sciame meteorico delle Perseidi o lacrime di San Lorenzo. Bene, la parte video che vediamo è uno spettrogramma ricevuto con un ricevitore SDR, precisamente con il ricevitore FunCube Dongle Plus, e con il software SDR Sharp versione 1.1.
quindi questa è la parte video, vedremo, riceviamo un eco, vedremo lo spettrogramma e un puntino che si muove nello spettrogramma. La parte audio invece è ottenuto con un ricevitore tradizionale, uno Yaesu FRG 9006, sintonizzato a 143,051 in LSB. Come si può vedere, appunto, quando riceviamo l'eco del segnale, si ascolta un sibilo, appunto la parte audio, che è con questo ricevitore tradizionale. Osserviamo il video. Bene, l'altra nostra attività è rappresentata dal progetto Radio Giove, o Radio Giove più correttamente, come abbiamo detto prima, il quale è un progetto concepito dalla NASA per consentire a chiunque con semplici mezzi e con una spesa davvero irrisoria dell'ordine delle decine di euro di ricevere le emissioni decametriche di Giove, cioè le emissioni nella banda delle onde corte, a cui come sappiamo corrispondono lunghezze d'onda dell'ordine delle decine di metri. Precisamente questo progetto si concentra sulla frequenza di 20,1 MHz perché è una frequenza alla quale statisticamente è facile ricevere emissioni di Giove. Ricordiamoci poi che c'è la ionosfera terrestre che ha la capacità di riflettere le onde radio, appunto proprio le onde corte, riflette sia i segnali provenienti da Terra. Questo è un vantaggio per le stazioni a terra perché consente collegamenti oltre l'orizzonte con stazioni che si trovino oltre l'orizzonte, però è uno svantaggio per i segnali provenienti dallo spazio perché appunto vengono riflessi e quindi non riescono a passare. Diciamo che nella maggior parte dei casi, quando se riceviamo a 20,1 MHz siamo al di sopra della massima frequenza che riflette la ionosfera. Non sempre, però in molti casi siamo al di sopra di tale frequenza, quindi 20,1 MHz è una frequenza che può essere conveniente. Come avviene la ricezione? Il sistema di antenne riceventi proposto dalla NASA è costituito da due dipoli distesi nel senso est-ovest, dei quali uno si trova più a sud e l'altro si trova più a nord. La figura che vediamo mostra appunto uno schema appunto di come sono disposti questi due dipoli. I due dipoli sono disposti parallelamente ad una distanza di circa 20 piedi, quindi circa 6 metri, uno più a sud e l'altro più a nord. Inoltre i due dipoli hanno una lunghezza particolare perché, come sappiamo, la lunghezza di un'antenna non può essere casuale, ma è correlata con la lunghezza d'onda, con la frequenza. Quindi diciamo che per funzionare bene a 20,1 MHz i dipoli devono avere una lunghezza di circa 23,28 piedi, cioè poco più di 7 metri. In realtà poi sono presenti, come si vede sempre nella figura, sono presenti degli isolatori, insomma, per cui la distanza tra i pali di sostegno è un po' più di 23,28 piedi, diciamo circa 25 piedi, diciamo circa 7,6 metri per capirci. Quindi abbiamo due dipoli e 4 pali di sostegno. Allora, per esempio in quest'altra figura osserviamo appunto il sistema di antenne così come lo abbiamo realizzato noi. Queste appunto sono le antenne che abbiamo installato noi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte. Perfetto. Vediamo adesso qual è il principio di funzionamento. Diciamo questo: quando Giove culmina, nel momento in cui Giove ci appare più in alto in cielo, cioè quando transita per il meridiano durante il giorno, accade che noi, in base alla declinazione che ha Giove, la quale cambia nel tempo, e in base alla latitudine del nostro punto di osservazione, in particolare per Napoli 40 gradi, la declinazione di Giove è sempre inferiore ai 40 gradi, la declinazione di Giove oscilla tra circa meno 23,5 gradi e più 23,5 gradi, con dei cicli che durano circa 12 anni. Però la cosa importante in questo discorso è che la declinazione di Giove è sempre inferiore alla latitudine del nostro punto di osservazione Napoli. Ciò fa sì che quando Giove culmina, quando ci appare più alto in cielo, noi lo vediamo sempre a sud. Ecco allora che
quando Giove culmina, sebbene sia per una differenza di nanosecondi, se osserviamo la figura notiamo che il fronte d'onda della radiazione proveniente da Giove, del segnale radio proveniente da Giove, raggiunge prima il dipolo sud e poi il dipolo nord. Ora che succede? I due dipoli tramite cavo coassiale insomma, dai due dipoli partono due cavi coassiali che poi si congiungono in un punto chiamato power combiner, praticamente un connettore a T, e poi dal power combiner parte un altro cavo coassiale che raggiunge il ricevitore. Allora che succede? I segnali provenienti dai due dipoli vanno a combinarsi, però visto che il fronte d'onda, i fronti d'onda raggiungono prima il dipolo sud e poi il dipolo nord, anche se per qualche frazione di secondo, per qualche nanosecondo, il segnale da sud è in anticipo. Ora, quando noi andiamo a sommare due segnali, se vogliamo che il segnale risultante abbia la massima intensità possibile, è bene che i due segnali arrivino insieme, non ci sia un anticipo di uno rispetto all'altro. Come si dice correttamente, i due segnali devono essere in fase. I due segnali devono essere in fase. Allora che succede? Se noi vogliamo che i due segnali provenienti dai due dipoli si combinino e siano in fase tra di loro, quindi non accada più che il segnale sud sia in anticipo rispetto a quello nord, ma i due segnali devono arrivare al power combiner esattamente in fase, cioè insieme, allora dobbiamo aggiungere un tratto di cavo coassiale aggiuntivo a sud, quello che si chiama una linea di ritardo, un phasing cable, che nella figura è rappresentato dal tratto D piccolo. A questo punto è vero, originariamente il segnale da sud è in anticipo, però incontra questo tratto di cavo coassiale aggiuntivo, per cui il tratto di cavo coassiale a sud è un po' più lungo, e questo farà in modo che questo anticipo del segnale sud viene compensato, per cui i due segnali arriveranno al power combiner in fase. Da quel momento in poi il segnale così ottenuto viaggia nel cavo coassiale che poi dal power combiner arriva al ricevitore, e poiché abbiamo sommato due segnali in fase, il segnale risultante avrà la massima intensità possibile, e quindi questo è un vantaggio perché può consentire di ricevere anche emissioni più deboli provenienti da Giove. In realtà questo sistema può essere utilizzato anche per osservare, per fare radioosservazioni del Sole, perché anche il Sole emette a 20,1 MHz. Poiché le emissioni del Sole sono più intense, con il Sole può bastare addirittura un solo dipolo, non occorrono due dipoli con due cavi coassiali, un power combiner, eccetera. Con il Sole può bastare un solo dipolo connesso con cavo coassiale direttamente al ricevitore. Comunque, poi come si effettua la ricezione? Diciamo che si utilizza un ricevitore sintonizzato in AM a 20,1 MHz. L'uscita audio del ricevitore viene collegata all'ingresso audio di un computer, sul quale viene fatto partire un software che è il software Radio SkyPipe 2. Questo software, in base al livello di rumore che riceve dal ricevitore, e quindi che riceve nell'ingresso audio nell'ingresso della scheda audio del computer, questo software, dicevo, in base al livello di rumore genera un tracciato sullo schermo. Che succede? Quando noi riceviamo un'emissione da Giove o anche dal Sole, aumenta il livello di rumore che riceviamo dal ricevitore, e questo farà in modo che sullo schermo il tracciato, la traccia, indicando il livello di rumore, la traccia salga verso l'alto. Quindi noi osserveremo appunto un tracciato sullo schermo quando riceviamo emissione da parte di Giove o da parte del Sole. La traccia sale sullo schermo, sale più in alto, e quindi questo ci indica un picco di emissione. Per esempio in questo video
osserviamo il nostro radiotelescopio, il nostro radiotelescopio che abbiamo allestito insomma seguendo il progetto Radio Jove della NASA in funzione. Osserviamo questo video di qualche secondo. Ora dobbiamo precisare una cosa: in realtà il cavo coassiale proveniente dal Power Combiner non va direttamente nel ricevitore, ma tra il ricevitore e, diciamo, prima del ricevitore c'è un dispositivo che ha una duplice funzione. Può funzionare o da calibratore, cioè quando si accende un interruttore l'antenna non è più connessa e parte una sorgente detta sorgente di calibrazione. Ora chiariamo il motivo. Quando si spegne l'interruttore, praticamente è un commutatore che fa in modo che l'antenna sia connessa nuovamente al ricevitore. Però in questa fase questo dispositivo svolge comunque una funzione di filtro per eliminare i segnali indesiderati e lasciar passare essenzialmente i segnali a 20,1 MHz. Quindi dicevo, però è presente una sorgente di calibrazione. A che cosa serve? Serve al fatto che allora il software Radio SkyPipe ha una sua scala verticale per indicare il livello di rumore che è associato al tracciato. Inizialmente però questo software usa delle unità che non hanno significato fisico, le cosiddette Radio SkyPipe Units. Che succede? Per fare in modo che invece vengano utilizzate delle unità che abbiano un significato fisico, si deve fare una calibrazione, cioè bisogna confrontare il segnale ricevuto con un segnale di riferimento che viene emesso da una particolare sorgente, che appunto è la sorgente di calibrazione contenuta nel dispositivo, la quale emette un segnale campione a cui corrisponde un livello di rumore pari a 25.000 Kelvin. Come sappiamo in radioastronomia il livello di rumore viene indicato con la cosiddetta temperatura di rumore e insomma questa sorgente di calibrazione corrisponde a 25.000 Kelvin. Una volta fatta questa calibrazione, il software Radio SkyPipe sarà in grado di associare al tracciato direttamente il livello di rumore espresso in Kelvin, quindi espresso sotto forma di temperatura di rumore di antenna. Bene, vediamo adesso alcune osservazioni che abbiamo effettuato noi. Per esempio, in questa figura osserviamo un'osservazione che ha avuto luogo il 29 ottobre 2015 alle ore 13:51 UTC. In alto è riportato quanto osservato in contemporanea dal Solar Dynamics Observatory della NASA. In basso è riportata la nostra osservazione. Come si può vedere, appunto, abbiamo avuto un incremento nel tracciato. In quel momento era avvenuto un picco di emissione da parte del Sole che il nostro radiotelescopio ha rilevato. In quest'altra figura invece osserviamo un'altra osservazione che ha avuto luogo il 31 ottobre 2015 alle ore 13:32 UTC, sempre in occasione di un altro picco di emissione solare. Appunto, anche qui in alto osserviamo quanto rilevato dal Solar Dynamics Observatory. In basso invece possiamo osservare il nostro tracciato che appunto ha subito un incremento in tale occasione. In effetti il progetto Radio Jove funziona proprio in questo modo, nel senso che varie postazioni presenti in varie parti del globo, insomma chiunque astrofilo o anche astronomo voglia partecipare, diciamo varie postazioni
confrontano tra di loro i dati che hanno registrato e diciamo c'è una mailing list. Diciamo, se tutte le postazioni rilevano un aumento di emissione, nel tracciato, insomma, si rileva un incremento del livello di rumore, allora si deduce che effettivamente ha avuto luogo un'emissione da parte di Giove o da parte del Sole. Cari amici, allora grazie dell'attenzione, queste sono le attività che svolge attualmente la sezione radioastronomia dell'Unione Astrofili Napoletani.